episodio speciale super fuffa, la bimba a 15.000 km, 15.000, attenzione, 15.000 km la bimba, ci sono due cretini che attraversano col rosso, ovviamente, perché Parigi non sarebbe Parigi se non ci fossero tutti questi cretini. Sei scemo? Infatti, ne stavamo per tirare sotto uno, abbiamo fatto la nostra bella terronata di strombazzare e stiamo andando al cinema. Invece di andare al cinema a vedere Terminator versus Predator, Alienator e quanti cazzi buffi altri, ma la camera mi è entrata nel naso, mi sa. Questo è tirato su perché insomma lo tiriamo su, non mi pare il caso di filmarmi mentre guido. E noi invece andiamo a vedere quindi Sam Raimi, il francese è stato tradotto fino in fondo all'inferno. Nel frattempo il cielo è ancora a pecorelle, no, non ci sono pecorelle, sì, è ancora a pecorelle, però c'è luce, sono già le che ore sono? Non lo so, vabbè, fa niente, salumi e caci mi sa, no, continuiamo ancora perché la strada non è finita, potremmo continuare per ore, invece no, infatti continueremo per ore, abbiamo quasi esaurito gli argomenti, non è, ah no, sì che c'è un argomento, facciamo il turista, questo qua, ma sono stronzo, guidano malissimo, discutiamo di come mai guida la gente, di quel marito, di quanti guidati sono, quanti pareri, vabbè, questa qui faceva la sgarra, ci ha superato a destra, adesso risupera a destra nella scuola dell'auto, sulla corsia dell'auto, brava signora, infatti noi applaudiamo invece che era il volante, che non è neanche un volante ma un manubrio mi sa. E siamo alla Sorbona, questo deve girare a sinistra e noi facciamo una sporca e siamo quasi arrivati. Questo è un po' come quelli che faccio io rientrando dal lavoro, che diceva di fare il percorso da solo e allora non dico niente, sparo stronzate fin quando sono sotto casa e poi riattacco. Ci fermiamo sull'attraversamento mento pedoni, salumi e caci.